Eccoci qua, siamo tornati al nostro pubblico, siamo tornati alla nostra discussione, questa è Edith, edicolando all'Edith, scusate il gioco di parole, sì. Tra l'altro ricordiamo che la puntata verrà anche registrata e poi finirà su un podcast, quindi ci sarà la possibilità, se vi è piaciuta così tanto, di rivederla. No, ma magari anche di diffonderla, no? Anche farla sentire, ma anche in radio, capito? Certo. Ci sono ecco, poi... E in più come abbiamo supporto radiofonico Radio Reporter, certo, Radio Reporter Torino, sì, che manderà delle pillole di questi nostri interventi, sì, diciamo. Vogliamo dire la frequenza 99,9. La sa, meno va. Tanto abbiamo fatto l'appello dell'acqua e ci hanno portato 4 casse, sempre così o niente o troppo. Ma nella vita è così. Sembra che abbiamo mangiato la pizza con le acciughe, invece siamo a digiuno, cioè voglio dire, questo lo dico bene. Va bene, allora Mao, abbiamo salutato gli amici di Abbasso Impatto, sì, e subito dopo avremo degli altri amici, i nostri compagni di viaggio, che si chiamano, rispondono al nome di Precious Plastic Torino. Mi piace molto come la dice, sì. Vabbè. Sì. Ci sarà Ivan insieme a noi e molti altri, perché di solito ne aspettiamo uno, invece ne arriva sempre una carovana. No, ma c'è solo Ivan. C'è solo Ivan. Ivan trova qualcuno, diciamo, ma nasci perché trovare solo io, non capisco. Va bene, allora Mao, prima di introdurre il nuovo ospite, come sempre, io direi di fare un piccolo antipasto musicale. Sì, per mettere anche a suo agio l'ospite. Ora siamo pronti, dottore. Cosa vogliamo fare? Una cosa... rimaniamo sull'etnico. Se prima abbiamo fatto una canzone messicana, sì, adesso io direi di fare una canzone napoletana. Una canzone napoletana, come dire, 50 anni fa erano quelle canzoni che aggregavano, che servivano. Ancora adesso, perché... sì, però ancora lo facevano ancora di più. Quello sì, è chiaro. Servivano proprio, c'erano la prima migrazione nella nostra città che si scontrava con la realtà locale e si iniziavano ad ascoltare queste canzoni, e questa la facciamo solo una strofa per non rompervi troppo le scatole, e direi di fare la seconda strofa, Mao. Va bene, come vuole lei, dottore. Musica informale, quindi scelga lei la tonalità, faccia lei, ma facciamo in là, se lei è d'accordo, la facciamo in là, va bene? Facciamo in là. Ha sentito bene questo là? Va bene. Dintre scura una gatta, masticando una sarda, dolce me guarda, se struscia mia gola e fa: Senta me batta cucca, senta me batta cucca. Sono ciucce e carretta, carregate d'amore, e se piglia su cuore che cerca la felicità. Da 3 mesi non dorme più, una buchella pure sa, gente decisa ma come già va. Pigliate una pastiglia, assieme a me. Per me va sentì, per me va scurda il mio dolce amore. Pigliate una pastiglia, assieme a me. Per me va sentì come un gran pascià che mi inebriacò, tinte vetrine tutte farmacie. La vecchia Campo mi l'ha dato il posto, alle paline, bricine, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalche, semeline, cataplasma, sibulina, una costata fiorentina, mortadelle, dupanine, con un mezzo di trevine, un caffè, caffeina, gammi 003. Uè, pigliate una pastiglia, assieme a me. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. E vai, grazie. Allora, grazie amici, come avevamo anticipato, insieme a noi il nostro ospite che invitiamo a sedersi sul divano, Ivan Martini, merita un applauso. Ciao Ivan, ciao.
Benvenuto, Iva, non benvenuto, puzzo, Iva. vieni più vicino, vieni, non ti preoccupare. Allora, stavo dicendo, Precious Plastic Torino, quindi vi occupate di plastica, ovvero buttate la plastica nei fiumi? Sì, esatto. No, dico... che Facciamo anche questo, ma non lo diciamo, però, non lo per diciamo, radio. però l'ho detto io, quindi mi prendo io la Ma no, ma, responsabilità. dottor, No, ma questo è un progetto che parte dall'Olanda, sì, dall'Olanda invece di si farlo fa. scemo, ma non Mao, faccio lo perché scemo, fa è la lo verità, scemo. parte dall'Olanda, è una cosa che parte è un progetto dall'Olanda. che parte dall'Olanda. È un progetto sì, che nasce nel 2013 ad opera di questo Dave Atkins, che è un designer olandese. Sì. E lui nel 2013 inizia a costruire il primo macchinario per riciclare la plastica in casa. Costruisce questo trituratore con il suo Che costa saldatore. 100 miliardi no, di euro. assolutamente, No, assolutamente. È una cosa che non tutti magari riescono a fare, perché ci vuole un minimo di Sì, attenzione, manualità, però. lui è riuscito a farlo e ha messo open source questo progetto. Adesso nel Vogliamo 2000 spiegare agli ignoranti cosa vuol dire è un progetto aperto a tutti, quindi aperto a tutti. lui ha pubblicato online questi schemi per costruire questi macchinari e così chiunque lo può fare. Questo nel 2013. Attualmente la comunità di Precious Plastic... Però facciamo proprio una storiella. Quindi nel 2013 voi venite a conoscenza di questo, cos'è, un ingegnere? È un designer. È un designer, Un vero? designer, L'avevi detto designer. prima, quindi un architetto. Voi come venite a conoscenza di questo Noi ne veniamo a progetto? conoscenza negli ultimi 2 anni, quindi gli anni Sì, precedenti voluto lui un ha po', creato, ha fatto. Sì, per 5 anni anche voi divulgato. continuate Per 5 a anni Continuate a abbiamo spalmare plastica, la a buttarla. nei bidoni. assolutamente chiaramente. sì. Poi a un certo punto poi invece- ci è venuto un po' un senso di colpa e di rimorso, e quindi abbiamo cercato di migliorare e di creare meno danni. Meno danni, e quindi siete venuti a conoscenza di questo progetto. Di questo progetto che appunto adesso è a livello mondiale, è una comunità super diffusa. Qua in Italia addirittura su Torino ci sono 4 realtà che hanno portato il progetto Precious Plastic. Io 2 anni fa ho scritto a Dave Atkins chiedendo il permesso di avere la pagina Precious Plastic scusa, Torino. Cioè ufficiale, avere come dire, una pagina ufficiale. E lui mi ha detto: ma non devi chiedere, devi divulgare, quindi vedi? prendetene È chiaro, e è chiaro. abbiatene tutti. perché voi sostanzialmente insegnate anche alla gente a non buttarle e in qualche modo a utilizzarle. Assolutamente, esatto, questo progetto è anche di divulgazione e di sensibilizzazione, quindi cerchiamo di insegnare alla gente quali sono i tipi di plastica più facilmente riciclabili. Per dire, i tappi delle bottiglie di plastica, quelli sono proprio molto semplici da riciclare. Noi nel nostro piccolo laboratorio con una cyclette che trita la plastica, la tritiamo, la fondiamo e creiamo dei piccoli oggetti nuovi. Ecco, vedi, quindi il riuso proprio vero e proprio la giri tu la cicletta, fai vedere i polpacci. A volte io, a volte mi faccio aiutare. Beh, questo anche perché sa, neanche per non utilizzare quindi i correnti, tutto diciamo a basso veramente impatto. Come Esatto, diciamo prima. cerchiamo di essere il più ecologici possibili. Dicevo appunto, su Torino ci sono altre realtà che hanno importato questo progetto, Roma e Napoli invece ancora non ne hanno, quindi siamo avanti anni luce a Ecco, Torino. quindi diciamolo anche ai nostri concittadini, siamo avanti ragazzi, almeno su questo Su siamo questo avanti, siamo avanti, su questo siamo avanti. Milano ci fa le scarpe, che Milano è sempre sono un più pelino fighetti, più avanti, però... ma chi se ne frega. Vabbè, un po' di campanile ci va, quindi voglio dire, prendiamoci chiaro, i meriti. è chiaro. Ma e quindi grazie a voi siete stati i primi su Torino a... Siamo stati allo stesso, diciamo che siamo andati contemporaneamente a Licito, perché mi sembra giusto far parte di questa rete. Beh, una qua famiglia. a fianco abbiamo It's Made, che anche loro hanno importato il progetto, ci sono le officine Cecchi al Cecchi Point, Cecchi Point. e poi il Fab Lab in via Egeo. Queste sono Però loro non sono venuti, tu sì, quindi voglio dire, questo no, questo anche diamo è un onore, quindi, è chiaro. siamo contenti di averti qua. Grazie. Come possiamo aiutarvi a divulgare ulteriormente? Cioè, cosa possiamo fare noi per incrementare? Allora, ci facciamo vedere al pubblico durante degli eventi tipo San Salvario Emporium del 1° marzo, sarà un evento molto importante in cui porteremo questa cyclette, raccoglieremo della plastica, avremo un bidoncino per
per farci portare i tappi di plastica e lì divulgheremo anche quali sono le nozioni e racconteremo alcune storie più o meno belle o tristi. Posso fare... No, ma tu sei qui proprio per raccontare. C'è la meno triste. La meno triste, la meno triste. Solo perché la prima puntata non viene più nessuno. Giusto. Io in questo momento della mia vita con 2 bambini piccoli vado al mare e raccolgo i tappi di plastica anziché le conchiglie. È un po' triste, lo so. È vero, questo è triste. Cioè, scusa se rido, però è simpatico. Una volta si raccoglievano. Ma ne trovi di più di tappi. Portaceneri fatti con le conchiglie a casa sua. Vabbè, poi in Napoli eravate pieni di queste. E invece adesso si raccolgono i tappi per farne che cosa? Raccogliamo i tappi e li trasformiamo. Abbiamo fatto una lampada molto bella che è intitolata Albenga, perché appunto nella spiaggia di Albenga, in 2 chilometri di spiaggia, abbiamo raccolto 140 tappi di plastica in 2 ore di tempo, velocissimo. Ce n'era, purtroppo sì. Avevano bevuto dal Benga, diciamo faceva il caldo lì. E lo stiamo facendo ogni volta che andiamo nelle spiagge, ma anche siamo stati sul Vesuvio, abbiamo raccolto dei tappi. Il 15 di marzo andremo a Chiavari per raccogliere anche lì dei tappi con un'associazione ligure e quindi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo a questo mondo. A questo mondo, quindi voi avete una pagina dove diamo anche delle indicazioni a chi è presente qui o chi, appunto, come dicevamo, ci saranno delle pillole, divulgheremo questa puntata, quindi se ci sono delle coordinate assolutamente Instagram e Facebook. Precious Plastic Torino è un po' difficile da pronunciare, ma in realtà vuol dire preziosa plastica Torino. Torino sappiamo scriverlo un po' tutti. Ma viene forse fuori. L'unica cosa che so scrivere io è plastica. Mao, diciamo, l'appuntamento, diciamo, è chiaramente il 1° di marzo. Ancora ci sorprende un po' quante iniziative ci sono a San Salvare, quindi il 1° marzo, e poi si recupera la plastica, si fa moto perché bisogna girarla, la bicicletta, e poi si possono costruire, come dicevi tu, dei manufatti. Avete fatto una lampada, un esempio. Va bene, Ivan, noi, se non c'è altro da aggiungere, volevi aggiungere ancora qualcosa? Direi di no. Va bene, Ivan, grazie mille. Grazie a voi. Facciamo un applauso. Ciao. Facciamo un applauso. Ivan Martini di Precious Plastic. Allora, dottore, il tempo qua fugge, dobbiamo andare avanti. Allora andiamo avanti, Mao, a vederla così io non pensavo che lei riuscisse a portare degli ospiti così interessanti e intelligenti. Adesso poi